effettivamente, salvo per il punto di vista del generatore, bisogna garantire che il sistema non faccia male i danni. Allora, andiamo a dire qualcosa di più relativamente ai requisiti temporali che devono essere soddisfatti da un sistema di computer. Allora, i requisiti temporali sono un vincolo fondamentale dei sistemi di automazione, soprattutto i livelli bassi, quindi soprattutto il campo e il modo parziale anche la cella. Loro sono invece molto, come dire, critici per ciò che riguarda il livello di vita. Allora, diciamo da subito che questi requisiti devono essere tenuti in conto sin dalle fasi iniziali dell'esecuzione del sistema. Quando io voglio progettare un sistema di controllo in tempo reale, sistema di automazione quindi, non posso progettare il sistema e poi a posteriori cercare di andare a mettere a posto le tempistiche. Io devo tenere conto delle tempistiche fin dalla progettazione iniziale, quindi fin dalle fasi iniziali del sistema del sistema. Quindi le tempistiche non sono qualcosa che si aggiunge dopo al proprio progetto. Le tempistiche, o meglio, la gestione delle tempistiche deve in qualche maniera intervenire fin dalle prime fasi del progetto. Poi, come dicevo prima, non ha senso in qualche maniera separare il rispetto dei requisiti temporali in modo separato per la rete e per il sistema di lavorazione. Il sistema nel suo complesso deve in qualche maniera garantire i requisiti temporali. Quindi l'algoritmo di controllo, il dispositivo di lavorazione, il SI o il sistema operativo temporale devono garantire il rispetto di questi requisiti, ma anche il dispositivo, l'accordo di campo, ma anche il sistema di comunicazione. Ultimo punto, molto spesso il requisito temporale, per non dire sempre, condiziona le tecnologie usate per incrementare il sistema automatizzato. Quello vuol dire che quasi mai io, che devo realizzare il sistema automatizzato, prendo in considerazione l'opzione di utilizzare un PC con una rete internet, o una interfaccia RS232, o peggio ancora una rete USB, d'accordo?